a questo concerto, perché alla fine il concerto ci sarà, non temete, abbiamo provato fino adesso per il concerto, per cui suoneremo, non abbiate paura, se ci seguite come avete fatto in tutti questi anni, abbiate fede che suoneremo, magari in un posto un pochettino più caldino, però adesso per noi era importante che ci ascoltaste un momentino, perché intanto per spiegare questo spettacolo indecoroso che abbiamo fatto, perché sappiamo che non è bello vedere queste cose, ma purtroppo ne va del nostro lavoro e delle nostre famiglie in questo momento. L'Orchestra Sinfonica Regionale non sappiamo che fine farà, nel senso che il nostro contratto scade il 24 di dicembre e noi non abbiamo avuto meno di garanzie sul nostro futuro e sulle nostre famiglie, su tutto, sul nostro lavoro, dove abbiamo investito oltre 10 anni della nostra vita. Comunque, questo, come vedete, ci sono delle scritte che sono abbastanza eloquenti. Questo, dato che il tema della spazzatura è abbastanza di moda, diciamo, in questi giorni, ecco dove saranno destinate la nostra professionalità che abbiamo accumulato in tutti questi anni, la nostra dignità, perché anche noi abbiamo una dignità, il rispetto, le nostre famiglie. Questa è la fine che potrebbero fare nel 2011 tutti questi valori su cui noi abbiamo creduto e abbiamo fondato la nostra esistenza e le nostre famiglie. Questo cappello introduttivo, solo un momento per capire bene il perché di tutto questo. Ci sono dei leggii, ci sono 40 musicisti, non temete, alla fine vi faremo un bel regalo di Natale, suoneremo, abbiate solo, posso anche già annunciarvi che sarà alla chiesa di San Pietro Martire a 3, è già tutto preparato, a 3 minuti a piedi da qua, e faremo un bellissimo concerto. Però abbiate solamente la pazienza al momento di ascoltare le nostre ragioni. Grazie. Buonasera a tutti. Noi ci siamo visti qua il 2 di giugno, giorno in cui vi abbiamo fatto gli auguri per la festa della Repubblica, e ci siamo lasciati con le migliori speranze per il nostro futuro. Se oggi siamo qui ancora è perché, diciamo, le soluzioni che aveva ventilato la Regione dopo la chiusura dell'Orchestra Sinfonica Regionale ormai 2 anni fa non sono andate in porto, non si sono ancora avverate. Quindi noi ancora una volta siamo qui dopo, come diceva il mio collega, dopo più di 10 anni in cui abbiamo investito professionalmente nell'Orchestra Sinfonica Regionale del Friuli Venezia Giulia. Durante l'ultimo anno, anzi per la precisione durante l'ultimo anno e mezzo, la Regione, dopo aver chiuso l'orchestra, aveva promesso di ricostruire una realtà nuova che avrebbe dato sbocco lavorativo a tutti noi, che avrebbe dato al Friuli Venezia Giulia, che se lo merita, un'orchestra sinfonica regionale come c'è in quasi tutte le regioni d'Italia. E questa nuova fondazione musicale del Friuli Venezia Giulia, che era stata pubblicizzata, diciamo, sui giornali, era stata promessa, non è ancora operativa. Non è ancora operativa per ragioni politiche, per ragioni che parzialmente non conosciamo. Diciamo che durante tutto questo anno e mezzo abbiamo avuto varie volte degli incontri istituzionali, diciamo così, con i vertici della Regione, perlomeno con l'assessorato cultura. Ci erano state promesse delle cose, sembrava fino a un mese fa che le cose andassero bene, e invece siamo ancora una volta appunto a capo. Quindi, come ha detto il mio collega Cossio, più tardi faremo un concerto che sarà offerto alla cittadinanza, ma in questo momento siamo qui con questo palcoscenico, diciamo. Noi speriamo, vorremmo sperare, che tutte le cose che ci sono state promesse vengano in qualche modo, siano mantenute, diciamo così, e non possiamo che lasciarci con questa speranza. Noi oggi vi faremo gli auguri a modo nostro, per come sappiamo fare il nostro mestiere. Siamo qui ancora oggi a farlo, diciamo, in un'iniziativa che abbiamo organizzato noi, Sinfonici del Friuli Venezia Giulia,
Noi ci siamo riuniti in associazione dopo la chiusura della ex Orchestra Sinfonica Regionale.